Ogni viaggio comincia con una strada familiare, un profumo nell'aria e un ricordo che torna. Lungo la costa siciliana, tra mari e ulivi, tutto sembra fermarsi nel tempo. Questo piccolo film è un omaggio, un segno di riconoscenza a Castelvetrano e ai suoi cittadini. Situata a circa 15 minuti dalla splendida costa baciata dal sole, Castelvetrano non è solo una città ricca di storia, cultura e tradizioni. È anche la città dei templi di Selinunte, che ancora oggi, maestosi nel loro silenzio, ci ricordano come la Sicilia sia sempre stata una terra viva, ricca di passioni, di cultura e di calore umano. Giù di Dio siamo in Sicilia. È novembre, ma ci sono circa 27 gradi, una giornata splendida, luminosa. Intorno a noi, ovunque, distese di ulivi, è il periodo della raccolta, quando l'aria profuma di terra e di lavoro. Oggi andrò a trovare un coltivatore. Passerò un po' di tempo nel suo oliveto e vedrò come procede la raccolta. Da lì seguiremo le olive fino all'oleificio, dove verranno trasformate in olio. Parleremo con chi lo produce, vedremo le fasi del lavoro e alla fine condivideremo un assaggio semplice, un po' di pane nero di Castelvetrano, di formaggio e di quell'olio fresco e profumato che racconta tutta la generosità di questa terra. Ma più di ogni altra cosa voglio farvi sentire il calore della gente di Castelvetrano, la loro passione e quello spirito autentico che rende la Sicilia un posto unico al mondo. Bella giornata. Beh, se venivi qualche giorno fa era bellissimo. E quando è che avete cominciato a raccogliere? Io ai primi di ottobre. Quanto olio farai dalla tua raccolta quest'anno? 40 quintali. Quanti ulivi hai? 1400 piante. 1400. 12 ettari, 13 ettari. Le tradizioni di come raccogliere olive sono cambiate da tanto tempo Un poco, sì, certo. Prima si raccoglieva a mano con i cesti al collo e quello ancora si fa però quando per l'oliva da mensa per non maltrattarla. Ah, ho capito, quindi quelle da mangiare. Da mangiare. Quando si fa da olio, prima si facevano pure con i cesti, ora come manca personale, ci sono gli abbacchiatori, le nuove macchine che servono per non danneggiare l'oliva ma raccogliere. E si fa cadere nelle reti, come vedi, e le reti poi si mette nelle cassette e nei cestoni. E quindi questi sono degli oliveti che sono stati passati a te da tuo papà, da tuo nonno? No, questo forse l'ho comprato io qualche anno fa, ma questa zona sì, erano dei miei nonni, dei nonni di mia moglie, e poi sono già arrivati a noi e quindi abbiamo questa zona e un'altra zona di Castelvetrano. Io sento sempre le persone che dicono che l'olio di Castelvetrano è il migliore del mondo. Sì. È vero questa cosa? È un olio molto particolare, molto denso, molto forte come gusto, non è pesante. Le altre zone, tutta l'Italia fa olio. Certo. Questo è molto particolare, rispetto a quello della Liguria, che è molto più leggero, nella Puglia, ma sono pure oli ottimi. Certo. Il nostro, campanilisticamente parlando, diciamo che è il migliore del mondo. Certo, è molto particolare. Per i castelvetranesi è il migliore senza dubbio. E cosa è particolare delle olive che producono l'olio? Questa è una particolarità dell'oliva, è un'oliva molto grossa, rotonda, molto polposa, molta polpa. Nel senso, invece ci sono altre qualità tipo che produciamo pure noi per l'esaminazione, si chiamano a biancolilla, un altro tipo di oliva che servono per far sì che avvenga l'impollinazione. E come si chiamano? Nocellara? Nocellara del Belice è quella nostra, è un'orticola rotonda, grossa. Ora la vediamo. Sì. Stanno raccogliendo. E sotto il punto di vista di manodopera, è difficile trovare adesso degli operai? Difficilissimo. Difficilissimo. Quest'anno abbiamo avuto seri problemi, tutte le piccole aziende. C'è chi si organizza addirittura, che sono delle aziende agricole, si organizzano con gli operai, fanno le case, fanno venire gli extracomunitari, persone che vengono qua solo in questo periodo per raccogliere le olive. La raccolta ha bisogno di braccia. Arrivano persone per un tempo breve e intenso. Oggi si lavora con regole chiare e con rispetto per chi sta tra gli alberi. È un equilibrio che si costruisce ogni anno. Questa è l'oliva che viene poi passata, questa è la nocellata. Questo è tipico del nocellare perché sono belle grosse, rotonde, grosse e polpose. Perfetto. Questo viene... fanno un profumo. Qui è quasi biologico. Ah sì? Questo è Ciao Cristian. Ciao, sono Francesco. Come va? Ti fa vedere come funziona? Sì. Se scendi di qua. Sì.
Queste sono tipo delle unghie, Sì, vedi? sì. Tipo le mani che si Tipo le muovono mani, così. Le in dita. pratica replicano quello che sarebbe un movimento Perfetto, delle sono mani. in fibra di carbonio, ormai molto, molto evolute, ecco. Da quanto tempo è che fai questo mestiere, Cristian? 15 anni. 15 anni. Cristian ha fatto sempre questo lavoro. Sempre questo lavoro, sempre con Enzo? No, no, con altri anche. Con altri, bene, bene. Ti piace? Sì, certo. Bene, bene, bene. Ok, ti lascio continuare a lavorare, grazie. Vedi quella Cristian, dacci un colpo da Cristian, quelle dove ci sono tante olive qua. Guarda qua, guarda Giulia. Guarda. Cristian, Cristian, tu stai quanto impieghi a fare un albero? Quanto ci vuole? 2 minuti. 2 minuti? Ah, ho capito. Però l'oliva va subito molita questa. Sì. Oggi la portiamo e stasera la moliamo. Quindi Perché l'olio viene fatto direttamente ora? oggi. Quindi queste le stanno adesso raccogliendo Sì. e poi vengono, come si chiama il termine? Trivellare? Crivellare. O Passa crivellare. Quello è un Crivellare. crivo. Sì. È il nostro siciliano. Questa rete che passa, fa passare le olive e non le foglie. È un modo un poco più tradizionale. Sì, sì. Qui è buono questo terreno, sai perché? Come vedi è misto argilloso, non è sabbioso, quindi mantiene l'acqua. Certo. Quindi anche gli alberi non soffrono, anche se 4-5 mesi senza prendere acqua, loro si autogestiscono. Ecco. Cosa invece che nelle zone terrene vicino al mare no, lì occorre l'acqua obbligatoriamente. E quanto pesa un chilo? Un Quanto litro pesa e un 100. litro? 1 litro e 100. Quindi 1 litro e 100 è il volume di 1 chilo di olio. Perfetto. E a chi lo vendi tu? Ma privati, ma la grande maggioranza privati che sono i miei amici, i miei clienti che conoscono il prodotto, ecco, vendo e un po' lo lascio lì all'olificio a Filippo che loro lo commercializzano. Ho capito. Ma noi facciamo 40 quintali, che sono grandi quantità, sono sempre cose molto molto artigianali. Artigianale, però nel tuo piccolo sono più che sufficienti. Cioè, per gestire l'azienda, per me giustamente non parlare e creare, dare lavoro ai ragazzi. Certo, quello è pure vero, certo. Quindi tu mantieni ancora vive delle tradizioni che purtroppo stanno scomparendo. Purtroppo sì, non siamo in molti quelli che restiamo. Oggi sono nel lusso della moda italiana, ho degli stivali che mi sono stati dati da Filippo all'oleificio. Non ero pronto per venire in campagna. Comunque, se voi pensate che io ho gli stivali un poco... guarda quelli di Giulia. Enzo, poi ti mando la fattura, va bene? Va bene, ok, per il lavoro che hai fatto. Tu stai bene? Lui è... Christian, è pesante. Lui è oriundo castelvetranese. Elia, dipende TV Color, come? Elia se ne inonda. Il fratello di Simone, il piccolo di Simone. E quanti chili pensi di olio sarà prodotto da questi 9 anni che hai fatto oggi? Quasi 50 kg. 50 Quasi kg di 50 olio. chili. Quindi con questo sistema separate le foglie dalle olive. Grazie. Eccoci qua. Le olive arrivano in tante versioni. Alcune persone le portano con della macchina, come questo signore, o come quei 2 signori là. Alcune vengono con delle ruoti e queste sono delle persone che fanno tutti la fila. Ben arrivata, ma insomma, abbastanza bene. Hai portato l'oliva? Si sente? Sì, andiamo. Lo metti in ufficio per favore, in ufficio. Allora Filippo, oggi con Enzo sono stato in campagna. Una bella esperienza, Una bella penso. esperienza, Speriamo di sì. è stato gentilissimo. Mi ha fatto vedere come racconto le olive per l'olio, capisco che per la marinatura è un processo diverso. Quindi adesso siamo nel tuo olificio. Dimmi un poco, da quanto tempo è che questo olificio esiste qua a Castelvetrano? Questo edificio è uno dei più vecchi di Castelvetrano, esiste da 70 anni circa. Dal 1948. 48? Sì. Tuo padre? Mio padre con i suoi fratelli. È un'azienda familiare che
che con orgoglio continuo a tramandare, spero anche a mio figlio, ai miei nipoti e alla famiglia, insomma. È una passione, Sì, quindi tu ancora una passione. continui con la tradizione. La tradizione familiare, Ho infatti. capito. Quanto dormi per ora al giorno? Dormo da 2 a 3 ore a notte. 2 o 3 ore a notte? Sì, quindi- vado a letto 4 e mezzo, 5, alle 7 e mezzo, 8 meno un quarto sono già in azienda. Quindi è una giornata molto lunga, però non è tutto l'anno così, No, sicuramente. è concentrato solo, non so se dire fortunatamente oppure no, in 2 o 3 mesi. Però il vero cuore, queste nottate, queste mattinate, è solamente una ventina di giorni. Ventina di giorni. Poi si lavora in maniera quasi umana, che so, dalle 8 del mattino fino all'1 di notte, mezzanotte. Quindi diciamo si riesce a Quasi conciliare, umana. quasi umana, quasi umana. Solo 12-13 ore poi. Quindi poi ti fa una bella dormitina. Speriamo. Allora, io vorrei sapere, con Enzo stamattina sono andato anche io a raccogliere le olive. Bene, come è andato? Quelle che Hanno ho raccolto raccolto bene? io, quelle che ho raccolto io sono eccezionali. Sicuramente. Allora, io vorrei che tu mi spiegassi, perché io non ho mai visto dalla produzione in termini della raccolta alla fine della produzione. Tutto il procedimento, Tutto il sì. procedimento. Come funziona? Dimmelo. Allora, la raccolta già l'hai vista. Se la raccolta l'ho vista. Allora, arriva il produttore al mezzo, porta le olive, vengono posate sulla bilancia e dopodiché vengono pesate. Ogni cliente avrà un suo nome, quindi troverai delle etichette diverse. Ogni etichetta rappresenta un'azienda, se no si confonderebbero, giusto? Quindi al momento poi della molitura vera e propria vengono prese. Nel caso di Enzo prendiamo le olive di Enzo, verranno messe sulla bilancia, pesate e si inizia la lavorazione. Quindi vengono versate nella trimoggia, vengono lavate E perché le pesi? per stabilire intanto la percentuale e poi anche perché c'è il compenso del frantoio, quindi in base al peso c'è il mio guadagno. Ah, quindi il tuo guadagno è In base al peso delle olive, sì. dell'olio che si produce. Sì, in base al peso delle olive che entrano in azienda. E ci sono delle olive che sono più piccole, delle olive che sono più nere, delle olive che sono più No, quello grandi. dipende in base alla maturazione. Diciamo che nella nostra zona sono, per il 90% sono tutte nocellare del Belice. Infatti monocultivar, se tu leggi le etichette del nostro olio e comunque dell'olio Valle Belice c'è scritto monocultivar, unica cultura nocellare del Belice. Ho capito. Ok, poi il più piccolo o più grande può essere in base alla zona, se sono state più o meno innaffiate, ma sono sempre un'unica cosa, sì. Va bene, fammi vedere. Un'unica dai, qualità. fammi vedere. Le olive di Enzo arrivano, si pesano e si etichettano. Questo è il loro turno e vengono scaricate nella tramoggia, un grande contenitore che fa da imbuto. Un nastro le accompagna con cura verso il lavaggio, dove un bagno d'acqua abbondante elimina le impurità e le foglie in 2 passaggi separati, così da portarle quasi senza foglie alla lavorazione. Da qui vengono scolate e passano al frangitore. Possiamo immaginarlo come 10 persone che tritano e pestano con ritmo costante. Le olive vengono tagliate, sminuzzate e finiscono nelle vasche. Qui l'impasto prende forma. Il frutto si apre, sprigiona profumo e diventa una pasta morbida. La pasta riposa nelle gramole per circa 40 minuti. Si scalda appena, il tempo giusto per coccolare l'olio, usando le parole di Filippo. Poi scorre verso il decanter, una centrifuga che gira quasi a 1000 giri al minuto. Da una parte esce l'acqua, dall'altra esce l'olio. È già olio, ma deve ancora affinarsi. Attraverso una rete di tubazioni interrate raggiunge il separatore che completa la divisione tra acqua e olio. E qui è dove il processo si compie e otteniamo l'olio, l'oro verde di Castelvetrano. Una parte del ciclo produce sanza e acqua di vegetazione. Tornerò domani e Filippo mi spiegherà come questi sottoprodotti vengono riutilizzati e riciclati, perché qui nulla si spreca. Quando l'olio esce, i clienti preparano i loro recipienti. A volte sono gli stessi produttori delle olive, altre volte i consumatori che vengono ad acquistare direttamente. Come si vede dalle immagini, contenitori di forme, misure e capacità diverse si riempiono secondo le esigenze di ciascuno. Oggi è sabato e l'energia del frantoio è al massimo. C'è confusione, c'è movimento. Questo apparente caos fa parte della nostra cultura. È la bellezza della Sicilia vera, quella che spesso nel mondo non si vede. Molti sentono parlare di Sicilia per i motivi sbagliati, ma la realtà è calore, è umanità e spontaneità.
Anche quando si vende l'olio, quando si parla ad alta voce, quando si ride e ci si interrompe 1000 volte. È ciò che ci rende unici come civiltà, un'energia umana e sincera che altrove non si trova. Marco, ciao, Francesco. Piacere. Allora, tu da dove vieni? Da Palermo. Da Palermo, e vieni qua a Castelvetrano a comprare l'olio? Castelvetrano, sì, perché è la prima volta onestamente che vengo qui. L'olio mi è sembrato molto genuino, molto bello, anche il colore è bello, verdastro. Me l'ha fatto assaggiare, devo dire, col pane. Buonissimo? Buonissimo. Ho capito, e quindi tu da Palermo quanto ci dista? Un'oretta più o meno di Un'oretta, strada. e guidi fino a qua a Castelvetrano? Qua perché ne vale la pena. E come hai saputo che l'olio di Castelvetrano è buono? Onestamente l'ho saputo tramite l'amica mia che è lì dentro, che è di Tre Fontane, quindi tramite lei mi ha detto andiamo a prendere a Castelvetrano e devo dire che mi sto trovando veramente bene. Quindi l'ho già assaggiato. Tu compri l'olio ogni anno? Lo compro ogni anno, onestamente gli scorsi anni l'abbiamo preso zona Altofonte, che ci sono altre amicizie, però quest'anno lo sto provando a Castelvetrano e devo dire che ha soddisfatto ogni requisito. Perfetto, bene, grazie. Ma niente, Arrivederci, grazie. Ciao. Allora, abbiamo visto le olive di Enzo che sono arrivate. Eccoci in ufficio con Filippo, in una chiacchierata tranquilla mentre rivediamo la giornata. Poi sono passate al separatore dove abbiamo visto l'oro verde di Castelvetrano, la nostra amata nocellara del Belice, che è il nostro fiore all'occhiello in tutto il mondo. Perché ci possono essere tante varietà di olio, ma la nocellara del Belice non la batte nessuno. Siamo molto modesti a Castelvetrano, vero Enzo? Abbiamo parlato questa mattina. Manca a farlo apposta. Ci sono tantissime varietà, ma la nocellara del Belice è la più ricercata del mondo. Quanti anni avevi la prima volta che hai raccolto l'oliva? Allora, la prima volta che io ho raccolto oliva forse 6-7 anni, ma non erano olive mie, sono andato con mio zio in Romagna, è stata una bella esperienza, ma allora ci sono andato solo per giocare e perché poi alla fine della raccolta delle olive si usa fare dalle nostre parti la mangiata, quindi arrostire, con l'ultima raccolta si fa l'arrostita di salsiccia, pancetta, poi invece al frantoio si fa il pane cunzato, che ora noi andremo a degustare fra qualche minuto, ve lo faccio assaggiare, vi faccio vedere proprio la preparazione e passiamo poi... Con Enzo questa mattina parlavamo dei problemi che ci sono con manodopera, tutto è diventato molto difficile. Assolutamente. Sotto il punto di vista di un produttore di olive capisco quali sono i rischi e così via. Sotto il tuo punto di vista, quali sono le cose che sono più diversamente rischiose, anche hai problemi all'assunzione della manodopera, come funziona? Allora, il problema del frantoio non è tanto l'assunzione della manodopera, perché bene o male, a differenza di andare in campagna a raccogliere olive, si riesce ancora a trovare qualcuno disposto, disponibile a venire a lavorare. Ma tanto il piazzare il prodotto, perché passiamo dal prodotto più bello, più buono del mondo ad avere problemi quasi a piazzarlo, perché tutti... Mi spiega che il nodo principale per un frantoio non è tanto trovare le persone giuste per lavorare, perché rispetto alla raccolta in campagna qualcuno disponibile c'è. La vera difficoltà è collocare il prodotto. Può sembrare paradossale. Realizziamo un olio naturale, genuino, di grande qualità, eppure portarlo sul mercato non è semplice. Succede che alcuni intermediari lo acquistano per usarlo come base di taglio, presentandolo poi come olio di nocellara, anche quando la percentuale reale è minima. In più, sulla scena arrivano oli provenienti da molti paesi del mondo e questo crea confusione e abbassa la percezione del valore. Filippo me lo spiega con grande calma. Non è una polemica, è la realtà con cui ci confrontiamo ogni giorno. Per questo lavoriamo per tutelare l'identità del nostro olio, raccontarne l'origine in modo chiaro e proporlo a chi cerca un prodotto autentico, rispettoso del territorio e del lavoro che c'è dietro. Lì purtroppo non lo posso aiutare, perché le etichette sono le più disperate possibili con... Rifletto su quello che succede sul mio canale di cucina. Molti mi seguono mentre cucino e tanti hanno scoperto che l'olio d'oliva va benissimo anche ai fornelli, non solo sull'insalata. Se ne accorgono quando aprono la bottiglia, dall'odore che esce dalla bottiglia, dal colore, dalla densità dell'olio. Se l'olio già è meno denso, è simile all'acqua, già ti accorgi che non è un olio al 100% genuino. Cosa lo tagli? Altro olio, di altre
Anche olio di semi o anche olio che viene da altre parti del mondo dove per esempio costa 2 euro al litro. Non c'è controllo, non c'è niente. In Italia c'è un controllo esagerato. In Italia c'è tanto controllo, sì. Forse fuori dall'Italia di meno. Assolutamente non ce n'è niente. Ecco, ecco perché il prodotto quando viene venduto in certe catene alimentari sono serie, con marchi seri, allora, se è italiano è giusto, è prodotto buono. Purtroppo spesso questo non avviene. C'è una competizione continua per quanto riguarda il prezzo. Dare un olio buono a un prezzo, i vari marchi. Comunque se uno vuole assaggiare, vuole comprare l'olio giusto, l'olio che tu vuoi che provenga da zone limitate, devi fidare dei produttori del luogo. Se no non puoi fare. Lo so, infatti per la grande distribuzione, infatti non è una grande distribuzione, il nostro prodotto non è prodotto da grande distribuzione, è un prodotto di nicchia. Nicchia è il nostro più che altro. Il tuo olio, certo lo venderai ai locali come lo fai tu, però tu non sei un venditore di olio. No, assolutamente, noi ne siamo frantoiani, noi siamo frantoiani. Il nostro lavoro è quello di macinare le olive, ok? Detto bello, e fare dell'olio buono. Poi quello che non si riesce a vendere cerchiamo di piazzarlo nel migliore dei modi cercando di aiutare i produttori. E la produzione dell'olio da quanto è cambiata da quando eri bambino? Perché io so che si facevano prima con le pietre. Prima con le pietre, con gli asini che giravano le mulazze, quindi la centrifuga che poco fa io ti ho parlato della centrifuga, o prima ancora della centrifuga del frangitore, dove ti dicevo che ci sono tanti coltelli, tante persone. Prima questo rimpiazza gli asini che giravano attorno con la pietra e facevano questo impasto. E poi completamente diverso. Lì allora in un frantoio ci volevano 20 persone per poter fare dell'olio che comunque non era buono come questo. Era magari più genuino da qualche punto. Per certi versi, però c'erano tante impurità, infatti se ci ricordiamo da piccoli quando la mamma puliva poi la cisterna dove c'era l'olio trovava tante impurità. Adesso ci sono impianti che lavorano a freddo, impianti a ciclo continuo che riescono a fare un prodotto quasi all'antica però con tecnologie moderne, così non alterano né il gusto e manco il sapore e il valore dell'olio. Verso la fine della nostra conversazione tocco con Filippo un tema che spesso genera equivoci, il prezzo dell'olio. Molti pensano che l'olio d'oliva sia caro, ma in realtà non lo è semplicemente il giusto prezzo di un prodotto genuino che richiede un enorme lavoro. Dietro a ogni litro d'olio ci sono mesi di impegno. Gli ulivi vanno curati, potati, protetti dalle intemperie. E basta una grandinata o un periodo di siccità per compromettere un intero raccolto. Ma non è mai il dovuto, perché dietro un litro di olio c'è tanta fatica, c'è la fatica del proprietario con i familiari, dipende l'azienda, con i dipendenti che ci lavora tutto l'anno, perché debbono essere gli alberi, aiutami tu, coltivati, se poi potati, se poi praticamente dopo un anno di sacrificio succede, il buon Dio manda della grandine, manda maltempo o non fa piovere, siccità, tutto questo lavoro va a mare e quindi i sacrifici di un anno sono finiti e quindi si cerca di realizzare il più possibile e spesso così non è, perché come dicevo poc'anzi vengono poi gli industriali, vengono i commercianti e lo vogliono acquistare e gli sembra sempre caro. Nonostante questo, chi produce spesso deve accettare prezzi bassi, imposti da commercianti e intermediari, che raramente tengono conto di quanto lavoro ci sia davvero dietro. Filippo mi racconta che anni fa suo fratello aveva provato a creare un consorzio, ispirandosi a quello del parmigiano reggiano, per dare più forza ai prodotti locali, ma purtroppo l'iniziativa non è mai decollata, frenata da invidie, interessi personali e mancanza di collaborazione. È un peccato, perché alla fine a perderci sono tutti, i produttori, le famiglie e anche chi ama l'olio buono. Però io oserei dire una cosa, spendete soldi per l'olio buono, se spendete un euro in più non succede niente, tanto ne buttiamo tanti soldi per cose che non sono utili e che non fanno bene alla salute. L'olio il nostro olio, l'olio della noce di belli, c'è pieno di polifenoli che aiuta il cuore,
analizzato il nostro olio con il più alto tasso di polifenoli al mondo, non in Italia, al mondo. Sì, lo dicono gli studi scientifici, gli studi medici, che quindi usiamolo, fa bene al cuore e fa bene a tutti. E quest'anno, adesso sei in piena stagione, quanti chili di olio o quanti litri di olio pensi che avrai prodotto dall'inizio alla fine? Ma io penso che alla fine della campagna produrremo attorno a 500-600 quintali di olio. Fine anno, già da qualche anno, da un 4-5 anni, proprio con lui, perché è una cosa più... è nato come per gioco. Avendo due linee, facciamo due prodotti diversi. Facciamo l'olio al limone e l'olio al peperoncino, che non mettiamo l'aroma del peperoncino, l'aroma del limone, proprio facciamo le olive assieme al limone o le olive assieme al peperoncino, quindi è naturale al 100%, una durata incredibile e un gusto eccezionale. Si può fare alla fine, perché sporcando i macchinari dell'impianto al limone o al peperoncino non posso ritornare a fare l'olio normale, quindi si fa a fine anno. Va bene. Andiamo a pigliare questo pane. Ok. Allora, cosa ci fai assaggiare, Filippo? Adesso facciamo il buon pane nero di Castelvetrano con l'ottimo olio dell'amico Enzo. L'amico Enzo. Guarda che colore, guarda che senti che profumo. Guardalo qua, Giulia, guarda. Questo è uscito meno di un'ora fa dai macchinari. Il pane è ancora caldo che sfuma. Mortadella? La mortadella si presta perché è oliosa. Oh my god. Questo è pane olio o olio e pane? È olio con il pane. Madonna mia. E olive. E olive. Questo cos'è? Parmigiano? Pecorino. Pecorino. Un poco di origano. Avanti ragazzi. Alla signora da dare gli onori di casa. Vai. Lui cucina, io mangio. Bravo. Vabbè, andiamo? Non fa male quello, no? Quello è buono, buono. Il mio turno. Lo ricordi? È il pane caldo. Non fa male questo. No. Non fa male sicuramente. Sono le cose che si devono provare per essere apprezzate. Parlarne non ne fa tanto giustizia. Possiamo capire. No, è buonissimo. Provo un'oliva? Vai. Questa è mortadella alla belcia. Deliziosa, tutto è delizioso. Enzo, ti ringrazio tantissimo per la tua ospitalità. Dico Filippo. Filippo ora è sulla telecamera in quanto Giulia e io stiamo mangiando. Ora lo saluto a Filippo. Grazie mille Enzo. Sei stato gentilissimo, è stato un piacere. Fate conoscere il nostro prodotto. Questo Esattamente. e chi lo produce pure, è importante. Certo, tutto è importante. Filippo, questo è buonissimo. Tu sei stato gentilissimo. Ti ringrazio mille. E se vi trovate nelle vicinanze di Castelvetrano o in qualsiasi parte della Valle del Belice, tutto è genuino, tutto è buonissimo. Provate, specialmente se siete qua a ottobre o novembre, tutto è molto molto buono. Grazie mille. Grazie a voi di tutto. E ci sentiamo alla prossima volta. Ciao ciao. Ciao. No, non me ne racconto. Ma sì, è veramente pericoloso, mi dà un piede puro. Filippo ed Enzo sono stati davvero gentili. Mi hanno donato dell'olio derivato proprio da quelle olive che ho raccolto oggi con Enzo, da portare via con me in Inghilterra, e in questo momento Filippo lo sta confezionando con cura. Come accennato prima, l'indomani vedremo cosa accade ai residui della lavorazione, perché qui ogni parte dell'oliva ha un valore e nulla viene sprecato. Poi il viaggio si chiuderà in Inghilterra, dove farò un piccolo confronto tra l'olio di Filippo ed Enzo e quello acquistato nei supermercati locali.
Senza dubbio sarà interessantissimo scoprire le differenze. Allora, continuando il processo poi di produzione, qua siamo alla parte finale. Questa è la sanza, che sono gli scarti delle olive macinate, quindi sarà la parte della buccia, l'osso macinato delle olive. Questo a sua volta viene portato al sanzificio, dove lo lavorano di nuovo come è un altro olificio, diciamo, però anziché lavorare le olive lavorano la sanza e lì estraggono ancora dell'olio, che solitamente è attorno all'1%, l'1-1,5% di olio da estrarre, che si chiama appunto olio di sanza vergine. Ho capito, e fanno solo questo? Per le fritture, sì, sì. Col resto poi diventa combustibile per le caldaie. Ah, per le caldaie? Sì, assolutamente sì. Lo scarto di questo a sua volta diventerà combustibile, andrà a finire nelle caldaie. Come lo processano? Senza, lo asciugano. Dopo che lo lavorano lo mettono nelle macchine, chiamiamole delle caldaie, dove le essiccano, l'asciugano. C'è presente la macchinetta, quella che si fa la torrefazione del caffè? Sì. Passa all'interno di questi rulli e viene asciugata. Ed esce la sanza asciutta, pronta per andare a finire nelle caldaie e quindi usata come combustibile. La stessa cosa dall'altra parte, abbiamo l'uscita dell'acqua di vegetazione, che è lo scarto di tutta l'acqua dalla separazione acqua e olio. Quest'acqua viene portata, viene conservata in dei bacini naturali che ci sono nelle campagne e poi verrà utilizzata per innaffiare le piante quando ci sarà mancanza di acqua. Ho capito, e come viene trasportato? Con delle cisterne, ci sono dei trattori con le cisterne che li portano in campagna e vanno a versare l'acqua direttamente in questi bacini. Non si butta niente, tutto riciclato al 100%, riutilizzato fino alla fine. Ci sono poi delle foglie che tu mi hai fatto vedere, Sì. delle foglie che andavano nei cestelli. Perfetto, queste foglie vengono date o ai forni che li chiedono, quindi per accendere il forno proprio le fanno essiccare, o in campagna degli amici che poi li daranno agli animali, alle pecore, alle mucche quando sono essiccate. Ecco, e i forni che fa? Lo bruciano per fare... Lo bruciano per accendere il forno assieme alla legna, la fanno essiccare o la usano per accendere il forno. Quindi più del 100%, no, il 100%. Tutto, riutilizzato e non si butta niente, insomma. E l'olio che poi producono, che mi dicevi forse è uno stabilimento a Ribera. A Ribera, sì. Perché cosa è l'olio di oliva non extravergine, immagino, giusto? Un olio di sanza vergine, ma olio di sanza. È di tutta la Sicilia, perché vanno a versare tutta la Sicilia. Quindi ci sono diverse qualità. C'è la nocellara, c'è la biancolina, c'è la giraffa, diverse qualità di olive che magari io non ricordo il nome in questo momento perché ce ne sono proprio molteplici. Tutto immischiato. Tutto immischiato e fanno quest'olio. È utilizzato anche per fare le fritture, Ho capito, nella grande catena di distribuzione. ho capito. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. E siamo di ritorno in Inghilterra. Temperatura è scesa. Ieri quando siamo arrivati in aeroporto erano circa 11-12 gradi. Un po' diverso dai 27 che abbiamo lasciato in Sicilia. Questo è il pacco che mi ha dato Filippo e ha fatto un lavoro ottimo in quanto non è uscito niente, tutto perfetto, l'ho messo nella valigia. Quindi apriamolo e oggi vi faccio una piccola dimostrazione dell'olio di Filippo con dell'olio che ho comprato qua in Inghilterra. È un olio italiano, ma voglio vedere la differenza. Mi correggo, l'olio delle olive di Enzo, processato dall'olioificio di Filippo. Ci siamo quasi, Filippo mi ha fatto 2 strati, in quanto io avevo un poco di paura che si rompesse in valigia. Perfetto, eccoci qua. Queste sono le olive che mi ha regalato Enzo, queste le farò io sul canale, farò delle olive salate con un procedimento che mi ha insegnato mia madre, ma anche con delle idee che mi ha dato un altro ragazzo, Massimo. Ci sarà un altro video che farò con Massimo per la marinatura delle olive. Invece queste sono delle olive nere chiamate passuluna, saranno passuluna in siciliano eventualmente. Queste me le ha regalate mia cognata Mariolina dal suo albero di Castelvetrano. Io le ho messe tutte in valigia, queste nella valigia a mano, queste nella valigia sulla stiva, e sono arrivate abbastanza bene. Farò un video diverso per queste comunque. Allora, togliamo il tappo e apriamolo, vediamo il profumo là. Questo è del pane che mi ha regalato mio fratello Stefano, del pane di Castelvetrano, quindi un'eccezionale maniera per sentire il gusto dell'olio e fare un confronto.
Ma prima che comincio col confronto, vediamo quest'olio. Questo si chiama Casolare, è un olio che ho comprato in un supermercato qua in Inghilterra ed è uno dei migliori oli in termini di gusto. Vediamo cosa c'è scritto prima. È scritto in inglese, quindi vi faccio una piccola traduzione. Allora, l'olio è di oliva e viene dall'Unione Europea, quindi è un miscuglio di tanti tipi di oli, non dice precisamente da dove viene, che mi fa un poco insospettire. Comunque noi lo abbiamo comprato prima ed è abbastanza buono ed è imbottigliato in Puglia. Vediamo l'olio di Filippo e di Enzo, però con quello non c'è bisogno che mi metto gli occhiali. Allora, questo è olio extravergine di oliva, nocellara del Belice, raccolto nei campi di Enzo, sulla strada verso Santa Ninfa, con la partecipazione di Francesco, conosciuto anche come Tortellino. Dunque, vediamo come sono di gusto. Questo olio casolare io l'ho pagato 14 sterline e 50 centesimi, che sono circa 16 euro. Questo di qua, di Filippo e di Enzo, per ora è a 12 euro al litro o al chilo, non ne sono sicuro. Comunque vi date un'idea. Allora, mettiamo questo olio casolare su un pezzo di pane di Castelvetrano e gli diamo una piccola spalmatina. Pigliamo questo olio di Filippo e di Enzo, con un altro coltello per evitare di contaminarlo, ci diamo un'altra spalmatina. E comincio con quello casolare. È buono, è come un olio di Serie A, una squadra di metà classifica con tanti giocatori europei, però il campionato non lo vincerà mai. Però è buono, non mi posso lamentare. Giulia ha esteso la mano. Proviamo quello di Filippo ed Enzo. Nel momento in cui lo avvicino alla bocca, immediatamente sono trasportato al frantoio di Filippo. Questa non è una squadra di Serie A, questa è la nazionale italiana, però non quella di ora, quella del 1982, quella di Zoff, Cabrini, Tardelli, Rossi, puro sangue italiano, tutta un'altra cosa. Con questo si sente l'odore dei campi, la fragranza dell'olio, ma pure il sapore del sole, ed è tutta un'altra classe. Buonissimo. Tieni Giulia, per dimostrare la diversità. Non solo ho la bocca piena, ma questo è una frazione del costo di questo, perché questo di qua casolare in certi negozi si può anche trovare a 30 sterline, che è assurdo. Questo video è finito. Io farò un piccolo collage dei vari video, dei vari momenti particolari del documentario che saranno alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Il prossimo video sarà un video che ho fatto con Massimo, un ragazzo che, come dicevo prima, coltiva le olive però per la marinatura, un'altra specialità di Castelvetrano. Lui fa coltive da mensa anche, ma pure quelle sotto sale. Arrivederci, grazie, spero che il documentario vi sia piaciuto e vi lascio con il piccolo montage. Ciao ciao, grazie.